scusate, ho fatto un errore io. Sono entrato prima degli altri. Non si dice, non si dice. Non si dice. Bene, allora un applauso ancora per i Barritas che ci hanno aperto questa bellissima serata con queste canzoni molto leggere, molto gradevoli. Calma. Allora, penso che sia la nostra ambulaccia, perché adesso c'è la nostra. Noi andiamo in giro adesso con un'ambulanza, non so se l'avete vista. Io e il Benito Urgo andiamo in giro con un'ambulanza. Sì. Peppe, vai a. Non è l'ambulaccia. Buonasera. No, io avevo per un attimo avuto il terrore che fosse lui e invece era lui. Com'è che hanno fatto un palco che muove? Guarda, Il palco dondola. Pietro, di tutto potrà dire, ma che il palco muove, no. Eppure diceva Archimede, pur si muove. Cosa c'entra Archimede? Ancora Archimede? Non c'entra niente. L'aveva detto uno che conosceva Archimede. Non c'entra niente, Mitraglia, stai sbarellando. Tu con l'ambulaccia ti stai. Alessandro Volta l'aveva detto un'altra volta. Guarda che tu di storia non ne sai nulla. Perché tu non sei nel cast quest'anno? Perché non sono nel cast? Perché non mi avete voluto prendere voi? No, perché quest'anno per entrare nel cast c'erano i test. E allora il test di che? C'erano i test con i quiz. E tu? Il test di quiz. E tu Ma lei sa che lei ha un test di quiz? No, smettila. Tu in quei quiz non ci hai capito un quazzo. L'ho capito. Ecco, proprio non ne hai azzeccato uno, ma ti voglio dire, se per caso andasse una crocetta. Ma se mi mettono a fare le crocette e non le so fare nei quadretti giusti, io che cosa. Mi tremava la mano. Appunto, perché? Perché avevo smesso di bere. Ma per favore, Mitraglia! Avevo smesso di bere. No, tu ti devi confessare. Alla sprovvista. Ma che sprovvista? A Safirara. Sì, cosa facciamo? Metadone, Mitraglia! Metadone e metavino. Mitraglia, tu non hai azzeccato una crocetta in nessun quadratino. Perché mi spostavo il quaderno quello che avevo vicino. Lascia stare, Mitraglia, devi dire la verità, dillo davanti a tutti, davanti al mondo, guarda quanta gente c'è, ammettilo. Tu bevi, vero? Sì, però mettimene poco. Proprio mezzo bicchiere. Mitraglia, ti devi assolutamente redimere. Adesso qua abbiamo anche una basilica, cioè voglio dire, devi portarti su un'altra strada, devi lasciare l'alcol, guarda, ti farai male. Cos'è sta roba? Non ne frega niente. Normalmente viaggi con la fiaschetta del vino. Mi stavo dicendo cosa. Voglio dire che l'alcol è terribile, l'alcol ti porterà alla rovina, Mitraglia. Io non finirò mai di ripetertelo, guarda che l'alcol è un veleno. E me lo dici adesso che è un veleno? No, te lo dico, solo che tu non ti rendi conto perché tanto vai avanti, ma l'alcol, attento bene, è un veleno che uccide molto lentamente. Ma io fretta non ne ho. A me proprio non me ne frega niente. Tu ti farai male, si restringono i vasi. Ma io compro vasi larghi, per cui anche se si restringono non me ne frega niente. Mitraglia, non tergiversare, Mitraglia. Non tergiversare. Se si restringono i vasi e poi ne risente la circolazione. Per quello c'è troppo traffico, ormai non fa passare nessun posto. Sì, cadono i radicali. Quelli cadono perché sono sempre nello sciopero della fame. Sì. Guarda, Mitraglia, ti voglio spaventare. Allora, ti dico una cosa che veramente devi smettere. Se tu continui a bere, puoi diventare definitivamente sterile. Sì. Ma con la tecnica moderna oggi certo, adesso ci sono la fecondazione assistita, adesso ha risolto tutto. La fecondazione assistita c'è da molto quella. No, la cosa è recente, il sistema ancora. No, la fecondazione assistita c'è da. Prima, appena mi ero sposato io, c'era già subito. Ma non dire fecondazione assistita. Io ho 5 figli, neanche un figlio mio. Io rientravo a casa, trovavo mia moglie con un altro e assistevo a tutta la fecondazione assistente. No, guarda, scusa, guarda che ti sbagli, guarda che io sto parlando di embrioni. No, l'embriuomo era È diverso! Ma io quando molte volte arrivavo a casa, vedevo uno coricato nel letto e dicevo, là, ancora una causa. Puoi capire, ancora con causa è ok. Ma dicevo, sono ancora dormito. E tu questi 5 figli li hai riconosciuti? Li vedo sempre, li riconosco. Voglio dire, gli hai dato il cognome?
Sì, gli ho dato il cognome. Ah, ecco, certo. E così do solo il nome senza cognome. Mitraglia. Si rompe ciao. il bicchiere, ma la bottella. Sì. Si spacca, Dai. si spacca bottiglie e bicchiere, ma la bottella. Io perché bevi così? Bevi per piarirmi fin qui, ma la bottella. Ma sì, ma lascia stare. Vabbè, Mitraglia, sei veramente incorreggibile. Dammi solo un imbuto. La conosco. Ce n'è una bellissima. Sei un mirto. Sai cosa facciamo? Abbiamo sentito. Questa è fatta da due autori sardi. E chi? Sei De Pires. Mitraglia. A me non mi commuovi, guarda. Io so solo che non sei in condizioni, punto. Comunque io ho smesso di bere ormai, guardi cosa bevo. Cos'è sta roba? Bevo acqua. Ma non l'ho visto bene prima, questa è acqua. Mitraglia, scusa, mi devo ricredere. Ormai si ricrede perché sennò è tardi. Questa è acqua. È acqua gasata. Dipende, può essere gasata o non gasata. No, vabbè, però è gasata, l'abbiamo sentito tutti. È molto gasata, caspita. La vuole poco gasata? Come la vuole poco gasata? Io la prendo C'è con chi la vuole me. con- Scusa, se è molto gasata la prendo molto gasata. Se C'è ne- chi la vuole croata, chi la vuole curda. Lei la vuole gasata o non gasata? A me piace poco gasata, leggermente frizzante. poco. Sì. No, ma scusa, adesso è perché sta A lei sgasando. piace molto gasato? Non piace gasato. Poco gasato. E a me piace naturale. A me piace molto gasata. Vediamo adesso. Molto gasato? Sì. Ma è un'acqua miracolosa sta cosa. Se la vuole più gasata è ancora una. Mitraglia, sono curioso. Ma che, La vuole gasatissima. ma la fa assaggiare sta cosa? Che io sono curioso. Allora metto poco gasato, ma Leggermente che è frizzante. leggermente. È frizzante naturale. È strana sta cosa qua, perché poi non ha neanche le bollicine. Acqua di San Giovanni su Egio questa. Si Me la- prende San Giovanni su Egio. Sopra. A me, tu, me la fai assaggiare sta cosa? Io Io sono, sì, sono proprio prego. curioso, scusa? No, non la deve proprio aspettare. Le vado in bagno. No, è acquavite. Perché ho svitato male il tappo. Fammi asciugare almeno, vai. Guarda, Qualcosa per asciugare, ce l'hai? me l'ha dato Marco Carta questa. C'aveva un concerto, erano tutte cartine. No, Mitraglia, comunque basta, ti prego, mi hai fregato anche stavolta. Comunque tu non devi andare in giro in motocicletta, eh? Io? No, devi smetterla. Ma lo sa che da bambino volevo la motocicletta, non me l'hanno mai comprata. Appunto, e adesso non ci andare, perché non sei in condizioni di andare in Ma motocicletta. io non ho la motocicletta, è quello fa. Come non la motocicletta? Io non ho la motocicletta, e avete sentito l'odore di motocicletta? No, ma che c'entra, scusa? Tu vai in motocicletta. Io. Lo mettiamo, dai. Tu non sei venuto in motocicletta. E io non sono venuto, non ne ho motocicletta. E il casco? Il casco mi hanno detto che è obbligatorio, lo porto. Il casco è obbligatorio, se hai la moto... Non è applicabile. Chi l'ha detto che non è applicato? No. Ah, Non è... La legge non è applicabile, poi è rotto. no, è tagliato. Ma È perché? tagliato apposta per telefonare. E c'è lo spazio per telefonare. No, ma Ma scusa... quelli che sono in motocicletta, hanno il casco e non possono telefonare. Vabbè, se lo prendi Bluetooth... No, questo è un po' blu e un po' bianco, dipende. Mitraglia, ascolta, dammi retta, perché sei anche in condizioni... Non puoi andare in giro così. Cos'è questa macchina? Guarda questa macchina. No, questa è la macchina mediterranea. Le vendono così, già macchiate. Sì, vabbè. Si chiama maglietta a macchiatura. Vabbè. Arrazza cazzata. Ecco, vabbè. Mitraglia, io ti do una chance. Me la dia e me la porto a casa. Ti do una sola possibilità di seguirci con l'ambulaccia. Con questo nuovo progetto, io e Benito Urgu andiamo in giro con questa ambulaccia
Quindi L'ambulanza cos'è? Una macchina tipo ambulanza? no, sì, c'è proprio l'ambulanza, cioè praticamente sono gli ambulanti della risoterapia, ok? Quindi portiamo in giro pillole di risoterapia. La gente ci può incontrare in qualche anfratto, in tutti i laghi, in tutti i fiumi, in tutti i mari, in tutti i fiordi, negli acquedotti, nei cavalcaferrovie. E allora vengo davvero. Ecco, bravo. Allora, puoi tornare lì se vuoi, però a questo punto cercati un lavoro, dammi retta. Io ce l'ho già il lavoro. No, guarda, tu nella tua vita non ti sei mai realizzato. Io c'ho un lavoro. Che cosa sei diventato in vita tua? Dai. Io sono un razzista. Razzista. Sì, un lavoro, scusa. Sono un razzista. E te ne vanti, c'è un sacco di gente che ti vanti. Ma razzista faccio i fuochi artificiali, razzi! Oh! Ah, razzista! Pietro, ma i fuochi ci sono stasera? Li ha fatti lui? No, non ce n'è stasera. No, non mi hanno invitato che fare i fuochi. Va bene, è un bel lavoro. Non hanno soldi da bruciare quelli sono ragioni. Già ci ne pago che si bruciare. Puoi andare, grazie. Sì, ma dove? Senza fumo. Questi arrivano dalla Cina. E vai, dalla Cina. Attenzione, vai. Vai. Basta. Ogni tanto hai dei cinesi te ne danno una guasa, pare che il marincino. Su, fai partecipare il pubblico, forza, almeno una volta, dai. Dai che stiamo tardando. Vai. Ma quando cresci tu? Schiacciato. Su, fai partecipare una volta e vai via, forza, dai. Una volta sola, dai, fai partecipare una volta. Come se fossimo in un villaggio turistico. Allora adesso dobbiamo sparare, tutti quanti dovete fare boom. Dai. Rischiando lui, mica sono davvero il fuoco. Guarda, guarda. Aspetta! Cosa vuoi sparare se non è ancora partito? Fatela arrabbiare, se no parla. Vai. Vedi, quando hanno la dentiera non lo devono fare. Hai visto, è passata una dentiera? Ho visto, era una dentiera. È pericoloso. Anche di più. Che miseria, va bene. Grazie di tutto, mitraglia. E vai, basta. Ricoveratelo. Allora, a questo punto abbiamo un contributo dalla regia.